Alla fine del mese di settembre completeremo quell'intervento di difesa delle opere costiere a seguito della mareggiata di fine ottobre. Infatti abbiamo fatto un primo intervento per mettere in sicurezza le spiagge a ponente durante la stagione balneare. Ora, la settimana prossima, avremo un incontro tecnico presso l'Ufficio Lavori Pubblici con la ditta e ingegneri incaricati per programmare nell'ultima settimana di settembre proprio il rifacimento completo del lotto, che riguarda un importo complessivo di 150.000 euro, per far sì che durante il mese di ottobre la città sia protetta da eventuali mareggiate. Partiremo con un intervento all'interno delle dighe con un pontone più piccolo nelle spiagge a ponente e poi ci sposteremo verso levante. 2020, che novità arrivano dalla Regione? La Regione, il commissario straordinario per l'emergenza, il presidente Toti, ha comunicato una proposta di piano di riparto delle risorse per l'annualità 2020 e 2021, che dovremo noi confermare entro la fine ottobre 2019. La proposta che fa il commissario alla Protezione Civile Nazionale riguarda per Chiavari contributi per 350.000 euro, di cui 150.000 euro serviranno per rinfoltire e rinforzare le dighe, come questo intervento che stiamo facendo nel 2019. In più 200.000 euro servirà per ripristinare il muraglione a ponente di Villa Piaggio e anche la diga Frangiflutti di fronte alla Villa Piaggio. Questo è per il 2020, c'è una proposta anche per il 2021? Sì, la proposta del commissario per emergenza è triennale, 2019, 20 e 21, e nel 2021 proporrà sempre alla Protezione Civile Nazionale altri 150.000 euro sempre per infoltire le dighe, quindi si tratta di 3 lotti annuali da 150.000 euro.